Finisce 2-2 questo bellissimo incontro tra Pianese e Ponzacco qua al Pianese Stadium, una partita con 1000 emozioni dall'inizio alla fine, ma andiamo per ordine perché oggi si affrontano due belle squadre che hanno entrambe tanta voglia di vincere. Andando con ordine, la Pianese là davanti si affida a Zuppardo, un porta Benedettini, ma soprattutto c'è da segnalare il ritorno e rientro di Golfo da titolare, assenti di lusso Giomarelli e Zagaglione. Risponde il Ponzacco di Lazzini con l'assenza di Fiale, ma là davanti un super Vignale e un gran Brega hanno fatto un po' la differenza. Al pronti via non c'è neanche il tempo di respirare, subito il gol da parte degli ospiti in maglia rosso-blu con il bomber Brega. Al terzo minuto approfitta di un'uscita sui generis di Benedettini a porta vuota. Il numero 9 Pisano non può far altro che insaccare l'1-0 per gli ospiti, ma la Pianese non ci sta e reagisce subito all'ottavo con Golfo dal limite, ma la palla finisce alta sopra la traversa. 2 minuti dopo però bella triangolazione, Golfo Bartoccini, ancora Bartoccini in area davanti, Cappellini non sbaglia, il numero 2 bianconero e insacca con questa botta sicura alle spalle dell'estremo difensore pisano. 1-1 dunque. 13esimo, la Pianese vuole portarsi in vantaggio, il cross di Bartoccini, la torre di De Pasquale davanti porta, Zuppardo in corna di testa ma la palla si stampa sulla traversa. Però la risposta del Ponzacco non si fa attendere perché al 16esimo c'è questa azione dei pisani con la Pianese un po' in affanno, ma alla fine si salva con Pin la formazione di coppia. Al 23esimo angolo di Golfo per la Pianese, la testa di De Pasquale, la risposta di Cappellini ancora da terra, Saitta che prova ma c'è sempre Cappellini a negare la gioia del gol al difensore bianconero. Al 28esimo questo tiro cross di Razzanelli, trova un po' impreparato Benedettini ma la palla finisce sulla traversa, ristabilita la parità anche per quanto riguarda i Legni. Al 34esimo Zuppardo entra in area, gran lavoro del bomber bianconero, cerca lo spazio per il tiro in diagonale però blocca Cappellini. 38esimo botta al volo di Doveri, la risposta del Ponzacco è con questo tiro da parte del numero 8. Al 41esimo la Pianese che vuole finire in avanti questo primo tempo e infatti ci riesce perché l'angolo di Ancione, Zuppardo controlla, entra in area ma Cappellini rispunge come può e poi Gorelli a porta vuota non riesce a concludere a rete, ma è solo il preambolo al gol della Pianese e del vantaggio della Pianese che viene al 42esimo con Golfo che buca in velocità tutta la retroguardia rosso-blu e con questo preciso diagonale al secondo palo insacca il gol che vale il vantaggio ai bianconeri di Mister Coppi, legittimando così da parte del bomberino numero 9 il rientro in campo da titolare. Bene, si va agli spogliatoi con la Pianese che in rimonta si porta in vantaggio, si rientra in campo e la partita è sempre molto vibrante e vivace. Al 10° minuto l'uscita al giro un po' per il campo, anche qui un'uscita sui generis dello Zemaniano, possiamo chiamarlo così, portiere Cappellini del Ponzacco e Zuppardo però porta vuota anche in questa occasione, non riesce a ribadire in rete il gol che sembrava praticamente un gioco da ragazzi. 2 minuti dopo però dal possibile 3-1 al possibile pareggio per il Ponzacco perché c'è un rigore per questo atterramento in aria su Menichetti. Brega dagli 11 metri prova il tiro ma la parata, il tiro è debole, la parata di Benedettini nega la gioia del pareggio ai giocatori pisani, pareggio che però non arriva subito ma arriva dopo qualche minuto. Al 23esimo un grandissimo lavoro di Vignali che in diagonale punta all'angolino basso dalla parte opposta della porta difesa da Benedettini, palo ma sul palo, dalla respinta del palo c'è Brega che da lì davanti da mezzo metro, da 1,5 metri insomma insacca il gol che vale il pareggio che poi rimarrà fino alla fine ma non senza altre emozioni. Infatti al 30esimo è Vignali che ci prova dal limite ma l'ha respinta con i piedi di Pinna e poi arriva Menichetti che con questa botta al volo però manda altissima alle stelle. 1 minuto dopo ancora Ponzacco, cross di Vignali, la testa di Brega e questa volta è un super Benedettini che smanaccia e manda in angolo. La risposta della Pianese con questo tiro cross di Zuppardo ma la palla finisce alta non di molto. 40esimo se ne va in questa maniera a centrocampo Rinaldini che ne salta 1, ne salta 2, ne salta 3, poi serve Zuppardo in profondità, alla fine
la Pianese a porta vuota riesce a non concludere ancora una volta verso la rete, guadagna solo angolo. Dall'angolo però il colpo di tacco di Zuppardo che serve Ancione, cade a terra Ancione, viene fermato in questa maniera. L'arbitro non ha dubbi, ma tra le proteste indica il rigore. Potrebbe essere la palla che vale la vittoria alla Pianese, ma dagli 11 metri Zuppardo mira al 7, la palla però finisce nella rete, quella sbagliata, ovvero quella dietro la porta difesa dal portiere Cappellini. Regge dunque sul finale il 2-2, un sostanziale meritato pareggio per entrambe le squadre per quanto visto in campo. Una grandissima partita, una grandissima Pianese, ma anche una grandissima Ponzacco. 2-2 dunque il finale qui da Piancastagnaio tra Pianese e Ponzacco.